Cavalli in partenza per la seconda corsa, un doppio chilometro, il premio Arredissima Nichelino, ancora le lettere R al via, sono in 10 perché non c'è Rio Murtas, allineamento che si è completato, si corre sul doppio chilometro, quindi lancio davanti alle tribune, partiti in questo momento. Dal largo cerca di andare in avanti Rachmaninov Bigi, si è ritratto invece Ravaneo Spritz, Rachmaninov sfonda davanti a Ravele K, mentre è partito molto bene da dietro Rail Trix con Igor Guasti che prova ad andare subito sui primi, poi al centro del gruppo Ravel Griff e Roller Rock, la prima curva con il gruppo che si sgrana e con intanto nelle retrovie c'è l'errore di Ravaneo Spritz, mentre aveva sbagliato Rail Trix che andava all'attacco di Rachmaninov. Rachmaninov e Ravele K che ne prende da subito la scia. Il quarto iniziale in 31 con l'avanzata esterna di Roller Rock, dopo che Flavio Martinelli è riuscito ad andare in mano alla prima curva, lo scatena davvero in una grande risalita e lo porta al comando proprio al paletto dei 600. Roller Rock ha sfondato e il suo strappo allunga la fila indiana. In quarta posizione all'interno Runaway Nando, di fuori cerca di venire anche Lady Winner PP, siamo al passaggio degli 800 di gara, un quarto in 31,8, rallentato ma non troppo il leader, alla retroguardia ma cerca la risalita anche Ranger B, si va a completare il primo chilometro, è uscito intanto dalla posizione in corda Ravele K, chilometro che se ne va attorno all'1,18. Cavalli che vanno alla penultima curva, Roller Rock al comando davanti a Rachmaninov Bigi che è di fuori Ravele K, poi ancora Ravel Griff di fuori, Runaway Nando ha guadagnato ancora un buco. 31,8 per il quarto intermedio, la pressione esterna di Ravel su Roller che sembra in calando poco prima del miglio di gara, così che l'arrivo di Besana passa abbastanza facile a condurre prima dell'ultima curva. Ravel e K in vantaggio, 32,5 la frazione. Roller Rock ancora in seconda posizione, non ha spazio, poi c'è il galoppo di Ravel Griff, non ha spazio Rachmaninov Bigi, di fuori c'è Ranger B che ha guadagnato qualcosa ma è un po' ostacolato ovviamente in maniera involontaria dal galoppo di quello all'interno, intanto se n'è andato decisamente a fare isolamento, si è trotta agli ultimi 150 di gara. Ravele K con Lorenzino Besana per il secondo posto, torna Rachmaninov Bigi, per il terzo in quota ancora a soffrire Roller Rock, respingendo la puntata interna di Runaway Nando, anche lui un po' intralciato nella fase conclusiva dell'ultima curva.